Buonasera alle notizie. Le mani della mafia sul traffico di droga fra Catania, Siracusa e Malta. 15 arresti, c'è pure il cantante neomelodico Nico Pandetta, recuperati in mare 2000 kg di cocaina. A Catania sparatoria nella notte in piazza Montana, 3 giovani feriti, c'è anche un quindicenne, indagini in corso su un possibile regolamento di conti legato allo spaccio. 5 impiegati del Consorzio Autostrade Siciliane sono stati sospesi per 6 mesi, registrati 266 episodi di peculato ai caselli. Secondo l'accusa avrebbero incassato i pedaggi registrando tariffe inferiori e trattenendo la differenza. Ad Agrigento una donna di Campobello delicata denuncia 2 ospedali per la morte del marito, deceduto dopo un'emorragia cerebrale. Nell'esposto alla procura di Agrigento si ipotizzano ritardi negli accertamenti clinici. Nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari di Catania. L'obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nel settore delle concessioni. Confcommercio dice no a interessi politici e a infiltrazioni malavitose. A Trapani è riaperta la riserva naturale di Montecofano a Custonaci per chi ama il turismo sostenibile. Calcio, la nuova stagione del Catania prende forma, si attende l'ufficialità del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore con l'obiettivo di costruire un gruppo competitivo tra giovani e giocatori esperti per puntare alla promozione. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque il traffico e la droga era in mano alla mafia, questo traffico che coinvolgeva Catania, Siracusa e Malta. 15 gli arresti, c'è anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, recuperati in mare 2000 kg di cocaina. Sentiamo Desiree Ferlito. 30 milioni di euro sprofondati negli abissi del mare. È l'immagine simbolo dell'operazione denominata Abisso, che ha portato all'arresto di 15 persone accusate di far parte di una rete internazionale di traffico di droga legata ai clan Cappello Bonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, nipote dello storico boss Turi Cappello, già detenuto per una precedente condanna definitiva per spaccio di droga ed evasione. Secondo l'accusa proprio Pandetta avrebbe svolto un ruolo di intermediazione in affari legati agli stupefacenti, mantenendo contatti dal carcere con esponenti delle organizzazioni coinvolte. Tra gli episodi più importanti ricostruiti dagli investigatori, il tentativo di recuperare al largo delle coste catanesi quel carico di circa 2 tonnellate di cocaina destinato alla criminalità organizzata calabrese, finito in fondo al mare, intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza. Proprio parlando di quel carico perduto, uno degli indagati, Antonio Vasta, avrebbe manifestato tutta la sua disperazione nel corso di una conversazione intercettata, lamentando un guadagno di 30 milioni sfumato che avrebbe consentito di sistemare 4 o 5 famiglie. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Catania, il gruppo avrebbe gestito l'importazione e la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana tra Sicilia e Malta, avvalendosi di una struttura capace di operare anche oltre i confini nazionali e in alcuni casi libero di muoversi persino dall'interno degli istituti penitenziari. A Catania sparatoria nella notte, 3 giovani feriti, e tra questi c'è anche un quindicenne. Ci sono indagini su un possibile regolamento di conti legato allo spaccio. Sentiamo Tonino De Mana. A terra il nastro bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, qualche traccia di sangue ed una trentina di bossoli recuperati dalla polizia insieme ad una pistola e i 3 giovani feriti, tra cui un quindicenne, il bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord, in una zona tristemente conosciuta per lo spaccio. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se i feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato, ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sono comunque in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria. Sulla vicenda è intervenuto il Consiglio
consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa, che sollecita una maggiore attenzione per le periferie e più controlli per prevenire situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. A Catania un'indagine della Procura ha portato all'arresto in flagranza di reato di un militare della Guardia di Finanza appunto di Catania. L'accusa è di induzione indebita a dare e promettere utilità. L'intervento dei colleghi del finanziere è scattato ad Acireale nel momento in cui il pubblico ufficiale stava riscuotendo una tranche di 4.000 euro in contanti dal titolare di un'attività commerciale con la promessa di ridurre i costi di cartelle esattoriali che gravavano appunto sull'imprenditore. E una sospensione per 6 mesi per 5 dipendenti infedeli del consorzio Autostrade Siciliane per di una ditta esterna che si occupava della parte informatica. 266 gli episodi di peculato contestati. Sentiamo il servizio. Le immagini delle telecamere nascoste nei gabbiotti dei caselli autostradali immortalano ogni singola scena di uno schema ripetuto che sembra essere sempre lo stesso. L'addetto all'esazione del pedaggio ritirava il biglietto e il denaro contanti consegnati all'utente, non inseriva il tagliando nel ricevitore destinato alla registrazione degli incassi, ma ne introduceva uno di una tratta inferiore dove magari si pagavano appena 90 centesimi. La differenza finiva nelle sue tasche. Da queste immagini, con le intercettazioni ambientali, sono scattati provvedimenti di sospensione temporanea di 6 mesi nei confronti di 5 dipendenti agenti esattori del consorzio Autostrade Siciliane messi dal GP di Termini Imerese Irina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Cavallo. L'indagine ha preso il via da una denuncia proprio di Autostrade Siciliane che ha segnalato sistematiche anomalie tra gli incassi e i passaggi ai caselli di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono, e ha interessato un arco temporale che va da novembre 2025 a gennaio 2026. Attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese sono state quindi certificate singole appropriazioni che andavano da 7 sino a 10 e 15 euro. C'era tra i 5 esattori chi di queste operazioni ne ha effettuate 13 e chi 103 o 108. In totale sono 266 gli episodi di peculato contestati. Le verifiche svolte hanno indicato che ciascuno degli indagati in circa 3 mesi si sarebbe appropriato di importi compresi tra un minimo di 99, 100 euro ed un massimo di 592 e 803 euro. È stato accertato come gli indagati abbiano anche disattivato la corsia destinata agli automobilisti che usavano la cassa automatica, chiudendo la sbarra e mettendo in funzione il semaforo rosso in modo da incrementare il flusso auto verso la propria postazione e poter riscuotere più soldi. Durante gli interrogatori di garanzia tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misura interdittiva anche per un dipendente di una società privata che in forza di un appalto con il CAS cura la manutenzione della rete informatica degli impianti di esazione. Anche costui è gravemente indiziato di peculato in concorso con 2 degli esattori per complessivi 33 episodi. Sono 3 le inchieste aperte dalla Procura di Palermo sulle intimidazioni nella zona del mandamento della Piana dei Colli a nord di Palermo. Intanto lunedì in città arriva il ministro Matteo Piantedosi. Manlio Viola. Proseguono a ritmo serrato le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo sugli atti intimidatori, sui danneggiamenti a colpi di Kalashnikov, sugli incendi devastanti e sulle richieste di pizzo che da novembre dello scorso anno colpiscono le attività commerciali della zona nord di Palermo. 21 gli episodi di danneggiamento soltanto negli ultimi 2 mesi, da marzo ad oggi. Gli 8 fermi scattati ieri sono la punta di iceberg di una inchiesta che sta andando avanti nel territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli, ovvero quello di cui fanno parte le famiglie di Tommaso Natale, Resuttana, San Lorenzo, della immediata provincia fino a Villa Grazia di Carini, passando per Sferacavallo e Isola delle Femmine. Sono almeno 3 queste inchieste parallele. Una riguarda il Far West di sparatorie fra via Don Minzoni e via Montalto, legata anche alle intimidazioni e alle richieste di pizzo sul lungomare di Sferacavallo. Una seconda riguarda le armi, i Kalashnikov usati per diverse intimidazioni, che farebbero parte dello storico arsenale della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo. Una terza inchiesta riguarda invece gli incendi nei parcheggi della Sicily Bycar di Tommaso Dragotto. 31 le auto completamente distrutte in 2 episodi, altre danneggiate in una sparatoria. Su questo filone c'è particolare apprensione in assenza di una richiesta estorsiva, tanto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al presidente Tommaso Dragotto. Lui l'ha accettata a malincuore, ma altri provvedimenti potrebbero essere emanati in queste ore. Intanto lunedì a Palermo arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in città.
Una donna di Campobello di Licata, siamo nell'Agrigentino, denuncia 2 ospedali per la morte del marito deceduto dopo un'emorragia cerebrale. Nell'esposto, la procura di Agrigento si ipotizzano ritardi negli accertamenti clinici. Sentiamo Davide Sardo. Una denuncia per presunta malasanità arriva alla procura di Agrigento dopo la morte di un uomo di 69 anni di Campobello di Licata nell'Agrigentino, deceduto lo scorso gennaio in seguito a un'emorragia cerebrale. La moglie punta il dito contro gli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Secondo l'esposto, il 30 dicembre l'uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso di Canicattì con una forte crisi ipertensiva e un violento mal di testa. Nonostante i precedenti clinici, sarebbe stato dimesso con l'invito a tornare il giorno successivo. Al nuovo accesso un attacco avrebbe evidenziato un'emorragia cerebrale in atto, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dopo il ricovero in terapia intensiva e rianimazione, l'uomo sarebbe stato trasferito in un reparto ordinario. Qui, secondo la denuncia, avrebbe contratto un'infezione che ne avrebbe aggravato rapidamente le condizioni fino al decesso avvenuto il 22 gennaio. La donna chiede adesso di accertare eventuali responsabilità e il sequestro della documentazione sanitaria ritenuta utile alle indagini. Parte la stagione balneare a Mondello. A Palermo l'italo-belga, dopo le vicende giudiziarie, annuncia l'apertura dei primi lidi. Siamo stati in spiaggia e i bagnanti sono divisi su spiagge libere o lidi attrezzati. Marco Bullà. Questo è il giornaliere. Questo è il lido giornaliero. E si può fare un abbonamento di 10-15 giorni? Lei può fare delle prenotazioni, signora. Giornaliere? Giornaliere, sì, però anche da remoto, da casa, può fare la prenotazione. Questo lo so online. Certo, sì. Pronti, partenza, via. Dopo polemiche e vicende giudiziarie, da oggi parte la stagione balneare a Mondello. La società italo-belga, che come stabilito dal CGA gestirà l'Arenile anche quest'estate, da questa mattina ha tagliato il nastro della ripartenza. Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia. Tante le persone che già da questa mattina stanno affollando i 2 lidi dell'italo-belga proprio per accedere in una parte di spiaggia di Mondello. E io ho bisogno, che sono avanti negli anni, di un posto dove mi devo riparare dal sole. Non posso andare nella spiaggia libera. Beh, non abbiamo fatto il bagno, la giornata non permette, però va bene. Com'è Mondello? Hermoso, il Mondello también es la segunda vez que vinimos, nos gustó tanto que retornamos, muy bonito. Le polemiche però restano, alcuni bagnanti si lamentano degli spazi ridotti nella spiaggia libera, qui nel weekend non troveremo nemmeno 10 centimetri di spazio, dicono. Spiaggia libera è più semplice d'accesso e meno cara. Bellissimo, proprio adesso ho detto a mio marito, è proprio bella questa spiaggia. Farete il bagno, signora, oggi? Sì, sicuramente. Noi siamo pugliesi di Lecce, le temperature sono simili. Però è bella proprio questa spiaggia. Bella. Spiaggia libera o lido? No, libera. Libera, sempre libera. Nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari di Catania e la Confcommercio dice no a interessi politici e infiltrazioni malavitose. Orazio Longo. L'obiettivo è quello di garantire trasparenza, correttezza e vigilanza nel settore delle concessioni. A Catania nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari, un presidio per monitorare e segnalare le criticità alle istituzioni competenti, a cominciare dalle procedure e dai criteri adottati dagli enti pubblici. In prima linea la Confcommercio, il Sindacato Italiano Balneari, l'Associazione Antimafia e Legalità e le imprese di settore. Andiamo verso il passaggio finale di quella scelta che per me rimane scellerata di procedere alle gare per l'assegnazione delle aree balneari e in questo momento credo che sia fondamentale aprire e accendere i riflettori. Saranno osservati i profili imprenditoriali, la provenienza dei capitali e la solidità delle imprese con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni o operazioni speculative e muovendosi a tutela delle imprese che operano nella legalità. Conoscendo noi esattamente quali sono le problematiche per le quali chi non vive nella totale
totale legalità può essere interessato ad avvicinarsi alle strutture balneari, abbiamo reputato utile creare questo osservatorio sulla legalità proprio per fare in modo che ci sia una tutela superiore, cercando di garantire che le norme vengano tutte osservate e soprattutto evitare che le attività balneari diventino uno dei tanti aspetti del riciclaggio di capitali di provenienza illecita. Nelle giornate di caldo intenso stop anche alla consegna del pranzo a domicilio in ufficio. È la principale novità della nuova ordinanza regionale contro il rischio di colpi di calore in Sicilia. Oltre agricoltura e edilizia si fermano anche i rider. Maglio Viola. Stop al lavoro in Sicilia nelle giornate a rischio stress termico e colpi di calore. Nelle ore più calde, per 3 ore e mezza, dalle 12:30 alle 16, i lavoratori che operano all'aperto dovranno fermarsi e anche i datori di lavoro dovranno far rispettare questo stop per evitare rischi per la salute. L'ordinanza relativa è stata firmata questa mattina dal Presidente della Regione Renato Schifani e sarà valida fino al 31 agosto su tutto il territorio regionale. Riguarda chi lavora in edilizia, in agricoltura, nelle cave, nella logistica e da quest'anno anche i rider. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter. Un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Lo stop alle attività non si applicherà alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche in questo caso dovranno essere presi i provvedimenti necessari a ridurre i rischi di esposizione eccessiva alle alte temperature. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità. Il divieto scatterà solo nei giorni indicati come a rischio termico nella mappa nazionale del rischio per il lavoro all'aperto. La società SIE, gestore unico in provincia di Catania per il servizio idrico, ha accolto la richiesta dei sindaci del Catanese di sospendere a tempo indeterminato le prossime 2 rate del deposito cauzionale previsto in bolletta per le utenze del servizio idrico per tutto il 2026. La decisione segue il tavolo operativo che i primi cittadini di Misterbianco e Belpasso hanno tenuto con la governance aziendale. SIE, attraverso una nota, si dice disponibile ad aprire un tavolo tecnico con i sindaci dell'area ionica per trattare i temi inerenti al servizio idrico integrato dopo le numerose proteste anche degli utenti, quindi dei cittadini. C'è una breve pausa, poi dopo ci occuperemo dell'estate che anche porta a una carenza di sangue negli ospedali. Si cercano donatori di sangue, l'arrivo dell'estate porta con sé un atavico problema a prime avvisaglie negli ospedali catanesi dove si registra la carenza di alcuni gruppi negativi. Tonino De Mana. Non è ancora un'emergenza, ma un allarme sì, ed arriva direttamente dai principali ospedali catanesi, alle prese con la grave carenza di sangue, specie dei gruppi zero negativi. Un problema che si registra puntualmente e notoriamente tra luglio ed agosto, ma che quest'anno sembra stia dando pericolose avvisaglie già a giugno. Noi abbiamo già avuto qualche, chiamiamolo evento sentinella, nel senso che sono mancati dei gruppi RH negativi e speriamo che questo durante il periodo estivo venga compensato dalla volontà dei donatori. Cercasi donatori di sangue per affrontare le emergenze, ma anche per interventi chirurgici e terapie salvavita che compromettono la capacità di garantire trasfusioni tempestive. E si rincorrono gli appelli alla donazione. Purtroppo i giovani sono quelli che mancano nell'ambito della donazione, quindi trovare strumenti, linguaggi, modalità per avvicinare i giovani è importante. E un buon contributo, per fortuna, arriva dagli stranieri residenti in Italia.
1 su 10 dei donatori in Italia è un donatore straniero, verosimilmente extracomunitario, proveniente generalmente da Nord Africa. Perché donare sangue? Ma donare sangue è importante perché sicuramente si risponde ad un'esigenza di salute e di vita per tanti pazienti, ma nello stesso tempo è anche utile per il donatore stesso. E poi devo dire che è un gesto bello, chi ne fa esperienza lo fa sempre con il sorriso e con il cuore pieno di gioia, perché sa di aver fatto un gesto bello e buono. Dopo la riserva dello Zingaro, anche la riserva naturale di Monte Cofano a Custonaci riapre completamente per la felicità di quanti amano un turismo green. La cittadina trapanese e il suo territorio meritatamente si conferma così destinazione ideale per un turismo sostenibile e ambientale. Laura Spanò. Torna fruibile il sentiero del mare della riserva naturale orientata a Monte Cofano a Custonaci. Dopo un'attenta attività di monitoraggio e gli interventi di ripristino del piano di calpestio di alcuni tratti di steccato danneggiati e della segnaletica, il percorso è stato riaperto collegando nuovamente l'ingresso ovest di Cornino con quello est di Frassino. L'intervento è stato realizzato dal personale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ente gestore della riserva. Lo scorso 1° maggio erano stati restituiti alla fruizione dei visitatori il sentiero Scaletta Cofano che unisce Cornino e Frassino attraversando l'area montana e il sentiero Baglio Cofano che collega l'omonimo Baglio alla Torre della Tonnara. La riapertura completa della rete sentieristica dopo l'incendio del luglio 2025 consente agli escursionisti di tornare a percorrere uno dei tratti naturalistici più suggestivi della costa trapanese. Il turismo green a Custonaci, a realtà sempre più consolidata, si aggiunge alla recente menzione di Mare più bello 2026, che risponde alla crescente consapevolezza dei viaggiatori che riguardo alla sostenibilità ambientale scelgono come meta proprio Custonaci. La cittadina, con la sua straordinaria varietà di paesaggi, dalla montagna alla costa, dal centro storico al parco di Cerriolo, rappresenta una destinazione ideale per chi desidera esplorare un borgo siciliano in modo responsabile e sostenibile. Ci fermiamo e poi il calcio con il Catania che si prepara alla nuova stagione. Il calcio al Catania Varrà, nonostante ancora non sia stato ufficializzato, già lavora alla costruzione del gruppo. Si cerca il giusto mix fra gioventù ed esperienza. Marco Carli. Prove della nuova stagione, con Varrà che è stato in sede e con Caserta nei pensieri. Il direttore sportivo in pectore è essenzialmente già operativo e la recente presenza al Massimino segue di poco quella con l'Ascoli di fine maggio. Il fine settimana l'avvio della prossima, in seguito all'iscrizione del 16, su cui il Catania è già avanti negli adempimenti burocratici, segnerà il via definitivo della nuova stagione, con l'ufficializzazione del nuovo direttore e poi l'allenatore, con l'Empoli che sta valutando altri tecnici e con Caserta pronto a vestire il rossazzurro con un accordo di 2 anni prolungabile di un'altra stagione, con le garanzie di poter vivere un'annata da protagonista per provare a centrare la terza promozione in carriera. Poi verrà la definizione del ritiro e del mercato, con l'obiettivo di un gruppo vincente fatto di giovani che potrebbero essere importanti per il futuro, come Leonardi, legato da contratto fino al 2030, in cui la società ha grande fiducia, ma anche con il supporto dei più esperti, come Di Gennaro, che già avrebbe voluto dare il contributo per i play-off. Esperienza e gioventù sarebbe il mix giusto per una stagione che è già dietro le porte. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.